Benvenuti all'Ateneo Veneto. Abbiamo una giornata densissima, quindi io non faccio il mio solito saluto vestito, ma solo un benvenuto da padrona di casa e un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato all'organizzazione. Ringrazio per il patrocinio l'Università di Ca' Foscari e il Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia. Ringrazio per la collaborazione e per il sostegno l'Università de Rouen, l'Agence Nationale de la Recherche, la Società Italiana delle Storiche, l'Ordine degli Avvocati di Venezia, e ringrazio il Presidente per la sua presenza, il Soroptimist di Venezia, la Camera Arbitrale di Venezia, l'Inerwil di Venezia. E questo convegno è un convegno interessante per due ordini di ragioni. Per la prima è che ci dà uno spaccato dal Medioevo ai giorni nostri della legislazione sulle donne, che è sempre stata impari per le donne, ma ci dà anche un altro punto di vista, che è quello che pur nella disparità sulle donne che era data dalla normazione nei secoli, le donne si sono inserite con la loro volontà e la loro caparbietà, sia per contrastare ed arrivare quindi anche ad una parità dal punto di vista legislativo, sia si sono inserite negli interstizi delle leggi impari per trovare degli spazi. E a questo quindi è dedicato il convegno di oggi. Non porto via altro tempo e ringrazio di cuore le curatrici Anna Bellavidis, Nania Baria Filippin e Alessandra Schiavon per l'organizzazione del convegno. Grazie e buona giornata a tutti. Dunque, innanzitutto desidero ringraziare la Presidente dell'Ateneo Veneto, dottoressa Antonella Magaraggia, che appunto è appena intervenuta, che ha accolto con grande entusiasmo la proposta di questa giornata di studi, accettando anche di intervenire personalmente, in quanto specialista anche lei della questione. E la ringraziamo veramente di cuore. Questo convegno si propone, come è stato detto, di ripercorrere molti secoli di storia, per mettere in luce, da una parte, le differenze legislative riguardanti uomini e donne, ma dall'altra anche i modi in cui le norme sono state applicate, ma anche usate, contestate o sfruttate a proprio vantaggio dalle donne stesse. Le dissimmetrie legislative fra i generi risalgono a tempi molto remoti e la nostra giornata consentirà di spiegare, ma anche di siano, nella storia, le radici di una disuguaglianza che è durata per molti aspetti fino al XX secolo. Le leggi definiscono doveri e diritti, possono avere un ruolo cruciale nel mantenere le disuguaglianze e nel costringere le persone in situazioni da cui è impossibile uscire, ma al contrario possono anche contribuire a innovare, a modificare ruoli sociali e comportamenti. Per secoli le donne hanno dovuto convivere con leggi che le costringevano in ruoli subordinati, limitando la loro autonomia e possibilità di azione. E solo di recente hanno contribuito a farle loro le leggi, scendendo in piazza e reclamando diritti e agendo all'interno di parlamenti e tribunali. Ciò non significa però che anche in tempi remoti le donne non si siano espresse, che non abbiano fatto sentire la propria voce, il proprio dissenso e la propria volontà. Di tutto questo si parlerà oggi. Ma la visione di lungo periodo del Medioevo ai giorni nostri, proposta nella nostra giornata, metterà in luce anche delle contraddizioni, in una storia che non è affatto lineare. La storia dei diritti delle donne è fatta di molti passi avanti, ma anche di passi indietro, e soprattutto di diritti che possono sempre essere rimessi in discussione, negati, abrogati. Se almeno in una parte del mondo negli ultimi anni le dissimmetrie sono state in teoria superate nei testi di legge, ciò non accade sempre nella pratica. Basti pensare alle discriminazioni tuttora esistenti nei salari fra uomini e donne, o al fatto che in Italia una donna incinta può nei fatti essere licenziata anche se la legge non lo consente. Ci sono poi norme, come quella sull'aborto, il risultato delle lotte dei movimenti femministi, che a volte non sono applicate, come accade spesso in Italia, o sono costantemente in pericolo di essere abrogate, come sta accadendo negli Stati Uniti. La Francia è l'unico paese al mondo in cui da ieri l'aborto sia entrato nella Costituzione come libertà garantita, proprio allo scopo di proteggere questo diritto da eventuali futuri attacchi. Non dimentichiamo infatti che i diritti delle donne non sono mai del tutto acquisiti, che come ha scritto Simone de Beauvoir, una crisi politica, economica e religiosa potrà sempre rimetterli in discussione. È quello a cui stiamo assistendo in molte parti del mondo negli ultimi anni. E quindi restiamo sempre allerta. Grazie. Lascio la parola a Nadia Filippini.
Anch'io rinnovo i ringraziamenti ad Antonella Magaraggia, che devo dire con cui abbiamo fatto veramente un bel lavoro di squadra per organizzare questo convegno. Anna vi ha parlato delle dissimmetrie legislative, cioè del tema a cui è dedicata questa mattinata. Io dirò solo 2 parole molto rapide sul tema invece del pomeriggio, che è dedicato all'Agency delle donne. Non un'agency qualsiasi, non un'agency sociale di qualsiasi tipo, anche se questo, come dire, meriterebbe, è un tema di grande riflessione anche da un punto di vista storiografico, ma un'agency mirata rispetto a tutto il sistema giurisdizionale e alle dissimmetrie legislative, cioè alle leggi. Di questo esattamente parliamo appunto oggi pomeriggio. Allora, perché abbiamo voluto inserire questa tematica? È stata oggetto di riflessione nell'impostazione di questo convegno e ci abbiamo tenuto molto a dedicarvi un ampio spazio, come vedete, mezza giornata appunto. Perché? Perché non volevamo che passasse un'idea un po' vittimistica, come dire, appunto, del ruolo delle donne nella storia, un'idea delle donne come soggetto passivo. Ecco, non volevamo che passasse questa visione, che oltretutto è una visione storicamente falsa. Pur all'interno appunto di questo quadro di dissimmetrie e di diseguaglianze che hanno, al di là delle leggi, una base culturale costruita in millenni di storia, bene, pur all'interno di questo quadro, appunto, le donne hanno saputo sviluppare e mettere in atto diverse strategie e forme di agency delle leggi. Come diceva prima Antonella, a volte utilizzando proprio gli interstizi, i codicilli a loro vantaggio, laddove c'era questa possibilità, a volte invece facendo leva proprio sui silenzi delle leggi. Vedremo un caso emblematico oggi pomeriggio proprio di silenzio eclatante della legge. Forse pochi di voi lo sanno, però per esempio per quanto riguarda i diritti politici non c'era nessuna norma che escludesse apertamente le donne dal diritto di voto. Nessuna norma. Era così dato per scontato che per natura, tra virgolette, le donne non potessero votare per la loro natura, cioè all'interno di una rappresentazione di genere molto precisa, che la legge non ne parlava. Ed è per questo, facendo leva su questo silenzio, vedremo per esempio appunto che le donne si presentano e si iscrivono a un certo momento nelle liste elettorali, creando un caso che un giudice prende sul serio. Ma questo è solo un piccolo esempio dei tanti, appunto, delle tante leve e delle tante occasioni che le donne usano per contestare la legge, per forzare la legge o per piegare la legge a loro vantaggio. Ecco, e questo non soltanto in epoca contemporanea, quando si sviluppa in tutti i paesi occidentali, si organizza un vero e proprio movimento di emancipazione delle donne, che ha molte articolazioni e molte facce. Storicamente lo chiamiamo il primo femminismo per distinguerlo dal femminismo degli anni 70, ma anche in tutte le epoche, dal Medioevo, come dire, fino appunto all'età contemporanea, in forme diverse, in forme spesso individuali, e qui si possono citare tanti nomi, Cristina Pisano, Renata Fonte, Arcangela Carabotti, insomma sono molte le donne che si muovono in questa direzione di contestazione appunto e di agency, e quindi per questo abbiamo voluto ragionare anche su una lunga diacronia mostrando in tutte le epoche quali esempi di agency ci sono stati appunto fin dal Medioevo, come i testamenti, come i testamenti, l'età moderna, eccetera, ed arrivare, ripeto, ai grandi movimenti dell'età contemporanea e al tema attualissimo della violenza di genere. Ecco, quindi questa grande visione. L'altro punto, e qui davvero chiudo, che voglio sottolineare, è che questa agency non è agita solo da donne delle classi privilegiate o dalle donne colte. Noi lo vedremo proprio in questi esempi di oggi pomeriggio, è un'agency che attraversa tutte le classi sociali. E questo è molto importante ed è un messaggio davvero molto importante.
Chiudo con l'Agency dicendo l'Agency è qualcosa di individuale ma di anche collettivo ed è un grande messaggio che noi vorremmo dare appunto alle nuove generazioni, ai giovani e alle giovani che abbiamo voluto più presenti oggi. Grazie. Buongiorno, un affettuoso benvenuto alle relatrici, agli insegnanti e ai nostri ragazzi e ragazze che hanno aderito a questa giornata di studio. L'incontro, sappiamo, vuole offrire un contributo di riflessione nella ricorrenza della Giornata Internazionale della Donna 2024, ma è specificamente dedicato alle ragazze e ai ragazzi, laddove nei loro manuali scolastici, per quanto aggiornati, questi temi di cui parleremo oggi passano per lo più sotto silenzio. Abbiamo dunque chiesto ad ogni relatrice di scegliere un breve testo illustrativo del proprio intervento, estrapolato da testi normativi o documentari, dalle cronache antiche, da brani tratti da interrogatori o relazioni processuali, lettere di denuncia, romanzi, discorsi di parlamentari o ministri. Di queste letture saranno interpreti nella sessione mattutina le studentesse e gli studenti dei licei Marco Polo e Marco Foscarini di Venezia. Quindi un ringraziamento particolare ai loro docenti: Antonella Trevision, Antonio Dittadi, Stefano Rogliani, e agli studenti delle classi prima e seconda A e prima C del liceo classico Marco Polo. Ancora ai professori Ambra Formenti e Laura Casotto e agli studenti delle classi terza e quarta A del liceo artistico Marco Polo. Grazie ancora a Elena Nonveglier, docente al liceo classico europeo Marco Foscarini di Venezia, che partecipa con la classe quinta C. Nella sessione pomeridiana i testi saranno letti dalla regista e attrice Sandra Mangini. Ricordo ancora che il convegno è accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Venezia ed è riconosciuto ai fini della formazione degli insegnanti dalla Società Italiana delle Storiche, ente accreditato presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi della direttiva ministeriale 170 del 2016. La partecipazione, accompagnata da una breve relazione, sarà riconosciuta anche come attività sostitutiva di stage e tirocinio per gli studenti di Ca' Foscari, ne ho visti alcuni oggi, iscritti ai corsi di laurea in storia e di laurea magistrale in storia dal Medioevo all'età contemporanea. Grazie e buon lavoro. Buongiorno anche da parte mia, sono Delisa Malena, parlerò pochissimo perché mi hanno detto che devo essere strettissima con i tempi, quindi insomma vigilerò molto attentamente. Anch'io ringrazio tutte e tutti voi per essere qui, è un grande onore anche per me, porto i saluti del Dipartimento di Studi Umanistici di Ca' Foscari, non porto via altro tempo e quindi con molto piacere lascio la parola a Simona Feci. Simona Feci insegna storia del diritto medievale e moderno al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Palermo, ha al suo attivo molte pubblicazioni, mi hanno detto che devo essere anche sui profili, però ricordo almeno Pesci fuor d'acqua, Donne a Roma in età moderna, diritti e patrimoni, che è un libro molto importante del 2004, come altre sue pubblicazioni, e ha curato assieme a Laura Schettini un volume sulla violenza contro le donne nella storia, contesti, linguaggi, politiche del diritto, uscito nel 2017. Dunque, oggi Simona, il titolo del suo intervento è Dissimmetrie legislative tra Medioevo ed età moderna, quindi la ringrazio e le lascio subito la parola e faccio partire il timer. Grazie per questo invito, è molto bello essere a Venezia ed è molto bello partecipare con
colleghe, colleghi, amici e anche con questo pubblico molto energetico, mi sembra, a questa giornata. Allora, diciamo, non so perché mi hanno affidato questo compito che veramente in 20 minuti è non sfidante, di più, quindi diciamo, non so se voi siete preoccupati, io molto. Comunque sia, diamo delle indicazioni di carattere molto generale perché non c'è abbastanza tempo per affrontare la storia del diritto per tutti questi secoli, 1000 anni, insomma. Allora, cosa possiamo dire? Dobbiamo considerare che la difficoltà maggiore che incontriamo nel provare a fare un affresco della condizione giuridica delle donne in età medievale e moderna è che abbiamo una straordinaria eterogeneità di fonti. Quindi sia per aree geografiche non abbiamo, ne parleremo più avanti con la professoressa Valsecchi, non abbiamo una legislazione unitaria per quello che noi oggi chiamiamo il nostro paese, ma abbiamo una eterogeneità di fonti per, diciamo, tutti i territori, dai più grandi ai più piccoli della penisola, e poi dirò perché, e diciamo, tutto questo è complicato da una eterogeneità che è legata alle tipologie di testi, per cui abbiamo le normative comunali, cittadine, delle grandi città come Venezia, ma anche dei borghi più piccoli dell'entroterra, e questo moltiplicato per tutto il nostro territorio. Quindi abbiamo, non so, la Toscana, Firenze, tutti gli statuti delle città fiorentine, grandi e piccole, quindi una straordinaria varietà per aree geografiche, per tipologie, quindi statuti locali, ma anche le consuetudini, le normative prodotte dagli ordinamenti principeschi e signorili che si incrociano, che si sommano a quelle, diciamo, di area di giurisdizione più piccola. Abbiamo il diritto anche, diciamo, prodotto nei tribunali, abbiamo la sedimentazione della dottrina, quindi dei grandi giuristi che in età medievale, ma ancora in età moderna, fanno diritto attraverso la loro elaborazione scientifica. E poi la giurisprudenza dei tribunali. In più, il diritto non è solo un tipo di diritto, diciamo quello che noi possiamo pensare il diritto civile, il diritto penale, ma è anche un diritto che in età medievale e in età moderna si divide tra, diciamo, diritto civile di matrice romana, quindi diciamo che ha nel corpus iuris Justinianeo la sua fonte di riferimento, ma anche il diritto canonico prodotto dagli enti ecclesiastici, dalla Chiesa, dalle varie autorità che nell'ambito ecclesiastico producono diritto e che per alcune materie che oggi sono regolate dal diritto civile è invece fondamentale. Quindi una straordinaria varietà che pone una serie di, diciamo, di problemi di ordine innanzitutto. Ora, un elemento tuttavia, diciamo, di coerenza è il fatto accomunante, è il fatto che questo è un diritto prodotto dagli uomini. È stato già ricordato da Anna Bellavitis prima, ma fino al 1946 le donne non votano, non vengono elette, quindi qui abbiamo le prime costituenti, fino al 1963 non è possibile che entrino in magistratura, poi sì, nel 63 è permesso, è consentito, quindi poi ci sarà il primo concorso, entrano ufficialmente le prime vincitrici che qui vediamo nel 1965 e fino al 1919 non potevano esercitare l'avvocatura, praticare l'avvocatura. Quindi diciamo è da questo punto di vista un diritto, come appunto è stato detto, che è un diritto, diciamo, prodotto dagli uomini, che guardano, diciamo così, alle donne come un elemento imprescindibile della società in tutti i suoi aspetti, quindi diciamo per quanto riguarda l'organizzazione delle famiglie, ma per quanto riguarda anche l'economia e tutte le branche, diciamo così, regolate dal diritto, e quindi sono figure, sono soggetti imprescindibili, ma sono anche soggetti rispetto ai quali appunto si esercitano delle profonde dissimmetrie. Queste dissimmetrie
Ora le vediamo, ma intanto vorrei, diciamo, indicare un ulteriore elemento, diciamo, accomunante, ovvero non tutto il diritto è disuguale tra uomini e donne, perché invece abbiamo anche l'affermazione del principio secondo cui quando si parla al maschile nelle normative, negli statuti, si intende anche parlare delle donne. Quindi, per esempio, questo è applicato nel campo del diritto penale, per cui se c'è scritto chiunque, no, o chi, meglio, chi uccide un uomo sarà punito, chi uccide qualcuno sarà punito, quel chi ha valore sia per gli uomini sia per le donne. Nadia Filippini prima ci ha raccontato che questo silenzio ha poi, diciamo, è oggetto di è al centro di una vicenda di cui poi sentiremo parlare. Quella vicenda richiamata ha proprio, diciamo così, è una un tardo, diciamo, riferimento a che cosa? Al fatto che queste normative spesso parlano appunto in termini generali, quindi parlano al maschile. Ma diciamo, a parte questo diciamo, caso, quindi diciamo tutto quello che attiene al diritto penale, ci sono naturalmente deroghe, per esempio in ambito della procedura, per esempio nelle pene, però diciamo il principio, il reato è diciamo così valido per gli uomini e per le donne. Ma appunto abbiamo anche invece moltissime, come dire, la costruzione di un sistema che distingue i generi e lo fa attraverso, diciamo così, differenze e specificazioni. Quindi la differenza in realtà, diciamo, prevede una sorta di sottrazione dei diritti. E anche l'impossibilità di esercitare delle funzioni, mentre la specificità prevede delle forme in genere, delle forme di tutela. Quindi se volessimo dare uno schema di riferimento potremmo riferirci a questo. Quindi differenza e specificità, sottrazione nei diritti, impossibilità di esercitare funzioni da un lato e invece per quanto riguarda la specificità forme di tutela e forme di privilegio. Questo quadro appunto di sostanziali disuguaglianze naturalmente conosce quello che per il diritto medievale e moderno è proprio una pratica, diciamo così, di argomentazione, di costruzione del diritto, che è quello di eccezioni e di deroghe, su cui naturalmente non mi posso soffermare più di tanto, perché invece che cosa è interessante in questo oggi, diciamo, tra di noi mettere in luce sono diciamo, alcuni elementi ricorrenti e quindi alcuni capisaldi. Questi capisaldi sono tali proprio perché costituiscono dei divieti. E direi che due sono quelli che ci possono interessare. Il primo divieto è l'esclusione delle donne da responsabilità pubbliche e private. Questo è un passo del digesto, quindi di un libro del Corpus Iuris di Giustiniano, siamo in questo caso nel VI secolo, che però viene, diciamo così, riattivato, riscoperto e riattivato e studiato a partire dal XII secolo e questo passo diciamo, afferma appunto che le donne sono escluse da tutte le funzioni civili o pubbliche, pertanto quindi non possono essere giudici, non possono rivestire magistrature, non possono proporre istanze giudiziarie nell'interesse altrui, quindi non possono patrocinare, non possono garantire obbligazioni e poi non possono appunto assumere ruolo di rappresentanti nel processo. La cosa interessante di questo passo è che
diciamo, quando si parla di questi uffici pubblici, si fa riferimento anche a una cosa che è la tutela dei minori. Quindi le donne, a parte la madre e la nonna dell'orfano o dell'orfana, non possono esercitare la tutela, non possono diventare tutrici, quindi la zia non può diventare tutrice del nipote o della nipote orfana. Quindi, e questo è un elemento che appunto arriva fino a tempi, diciamo, molto vicini a noi, perché è l'origine lontanissima di quei divieti che sono stati ricordati in qualche modo per natura, ma che, diciamo, poi hanno reso così difficile l'ingresso delle donne e il loro concorso anche nell'ambito della legge e il loro concorso anche proprio alla formazione del diritto. Altro elemento accomunante è il fatto che, diciamo, il cognome, diciamo, quello che potremmo dire, no, il cognome, perché portiamo il cognome paterno, ormai anche qualcuno quello materno, tutti e due eccetera, ma perché è stato così difficile arrivare ad avere un doppio cognome o poter scegliere il cognome che si vuole? Per questa, diciamo, questo principio secondo cui la famiglia, i beni della famiglia, il lignaggio della famiglia, tutto ciò che attiene alla famiglia si trasmette meglio attraverso la via maschile. Qui vedete un albero genealogico che è appunto l'emblema di questa trasmissione per linea mascolina. Quindi patrilineare, quindi anche in qualche modo patriarcale. E ci sono molti argomenti che giustificano quindi ripetutamente questa esclusione delle donne, quindi ripetutamente viene detto anche proprio nelle normative che è meglio, in questo caso uno statuto di Cesena, è meglio che, cioè che la memoria appunto della casa, il lignaggio e tutto ciò che attiene appunto alla famiglia si trasmette meglio attraverso i figli e i parenti maschi dei defunti piuttosto che le donne. E questo in qualche modo ha anche una ricaduta sull'interesse pubblico, quindi a vantaggio di tutta la comunità. E le ragioni, diciamo così, questo principio si trasmette poi, diciamo, va a sostegno di quella che è la famiglia patriarcale, quindi questa famiglia costruita attorno alla figura del padre di famiglia che è dotato di un potere che è, diciamo, questo potere di far fare agli altri, ai subalterni, quello che decide lui, questa potestas. Quindi è dotato di autorità e di potere, esercita una sorta di giurisdizione, esercita una giurisdizione domestica, cioè ha dei poteri di governo nell'ambito della famiglia e nell'ambito di questi poteri c'è anche naturalmente tutti gli strumenti necessari a ottenere ubbidienza. Quindi innanzitutto quel diritto di correzione che poi in qualche modo giustifica anche l'esercizio della forza. Si è parlato più avanti, arriveremo a, diciamo, alla fine giornata a parlare di violenza domestica, ecco anche qui diciamo le tracce di questa violenza domestica, chiaramente il discorso è complicato, non posso esaurirlo in una frase, ma abbiamo diciamo così una origine lontana e persistente però diciamo di questa violenza domestica proprio nell'attribuzione al capofamiglia di un potere di correzione, di indirizzo, di correzione e quindi di uso di tutti gli strumenti possibili, dalla persuasione naturalmente all'abuso della forza. E dimmi quando mancano 5 minuti. Tutto questo si riflette su quelli che sono i doveri e poi anche i diritti, quindi diciamo così gli obblighi ma anche i privilegi che i componenti della famiglia hanno a partire dalle mogli, per cui per esempio questo giurista del Medioevo, uno diciamo dei più importanti esponenti del pensiero giuridico medievale, della scienza giuridica medievale, cioè Baldo degli Ubaldi, riassume dicendo che
la moglie ha 3 doveri fondamentalmente nei confronti del marito, doveri da cui discende tutto. E quindi il primo è la residenza, l'obbligo di seguire il marito dove lui decide di abitare, una norma che è stata valida in Italia fino al 1975. Quindi non sto parlando di cose molto lontane, ma sto parlando di cose, diciamo così, a cui appunto le lotte che si ricordavano prima hanno, diciamo, che hanno contribuito a cambiare appunto in tempi recenti. Ha il dovere di, diciamo, adoperarsi, di lavorare per il marito, di adoperarsi per il marito. Quindi quello che è tutta l'attività di lavoro domestico o anche di lavoro extradomestico deve andare a vantaggio del marito. Naturalmente se è una nobildonna non deve spazzare i pavimenti o lavare i pavimenti, farà altre cose, ma in qualche modo, diciamo, rispetto magari a una donna di più umili condizioni, ma naturalmente deve prodigarsi per il marito. E l'altra cosa naturalmente, diciamo, è sottoposta alle leggi che sono le leggi che regolano la vita del marito. Quindi se il marito è un veneziano e diciamo, lei arriva da Firenze, sarà soggetta ai tribunali, alle leggi di Venezia. Ma vorrei, diciamo così, altro elemento che, diciamo, consegue a quello che ho detto prima, riguarda invece le figlie, perché diciamo, forse sarà evidente da quello che sto dicendo che molti dei diritti e delle norme che regolano la condizione giuridica delle donne si articolano non tanto pensando alle donne in quanto tali, donne in sé per sé, ma in quanto, diciamo, legate a un uomo e legate a quello che è il loro dipendenti, quindi da quello che è il loro statuto giuridico, quindi mogli, madri, vedove, nubili, vergini o laiche o celibi, scusate, nubili e così via, monache quindi. In questo caso, diciamo così, il principio che ho affermato prima della trasmissione preferenziale in via maschile di tutto quello che è la famiglia fa sì che le donne, le ragazze, vengano escluse dall'eredità a vantaggio dei loro fratelli e dei loro figli maschi. Altro principio, come dire, di lunghissima durata, che ha solo una parziale compensazione, a mio avviso, nel riconoscimento di una dote in occasione del matrimonio o dei voti che prendono quando entrano in monastero. Voglio solo finire, quindi diciamo taglio un po', per ricordare invece un terzo elemento molto importante dal mio punto di vista, anche perché è quello che ho studiato, ma non solo quindi per affezione, ovvero sia il fatto che le donne molte regole riguardano la capacità di agire delle donne. Le donne sono soggetti che hanno capacità giuridica, ma non hanno sempre, ovunque, riconosciuta la capacità di agire, cioè la capacità di disporre dei loro beni, per esempio di fare dei contratti, di fare delle donazioni, di assumere degli obblighi, se non a determinate condizioni. In genere, qui vedete una diciamo, mappa, 2 carte dell'Italia che vi danno l'idea di come nel corso del Medioevo queste norme vengono recepite dagli statuti, quindi vediamo, passiamo dai puntini bianchi ai puntini neri, e soprattutto in questa ricezione di norme che vincolano la capacità di agire delle donne, abbiamo una crescita di regole che appunto sottomettono questa capacità di disporre all'approvazione di figure della parentela, quindi non solo il marito se sono sposate, ma anche il padre o un membro della famiglia di origine, e anche molto spesso l'autorizzazione del giudice. Perché questo è importante? È importante perché
e qui vado a finire, per una serie di ragioni. Primo, perché ci dimostra che diciamo, è necessario in questi sistemi di età medievale e di età moderna limitare diciamo, l'autonomia delle donne, ma anche però consentire loro di fare delle cose e quindi diciamo non dei divieti secchi, ma diciamo, dei vincoli piuttosto che tengono le donne sotto il controllo maschile, pur permettendo per esempio ai loro beni di circolare, di essere distribuiti. Tutto questo non vale naturalmente per il testamento, e non posso dire perché, ma perché diciamo l'origine romana del testamento lo rende praticamente l'unico atto di libera disposizione, ma soprattutto tutto questo è importante perché il difficile accesso delle donne alla cittadinanza, quindi alla sfera diciamo, dei diritti politici, è condizionato da tutti i vincoli che nell'ambito del diritto che noi oggi diciamo privato vengono posti. Quindi se le donne non sono autonome, perché per esempio sono subalterne al marito, qui vado molto avanti, uno degli argomenti contro il voto, il riconoscimento del voto alle donne è proprio legato a queste forme di subalternità, di non autonomia che le donne hanno. Quindi diciamo una lunga strada dal Medioevo a oggi, ma giustificata proprio dalla lunga continuità di istituti, di principi e di, come dire, forme che mutano nel tempo, ma che diciamo arrivano molto vicino a noi. Grazie. Statuti del Comune di Lucca, 1539. Dei contratti della donna coniugata e del consentimento che debbono avere. Capitolo 39. Statuimmo che nessuna donna, la quale abbi marito e da lui sia stata menata, presa in moglie, ovvero abbi col marito abitato, possa vendere, donare o con qualche altro si voglia titolo delle sue robe o alienare o veramente se ogli beni suoi in qualsivoglia modo per qualunque causa obbligare, over alle sue ragioni rinunciare, over alcun consentimento dare, o altro qualunque contratto o quasi contratto fuori di giudicio fare, se la ditta donna in esso contratto o quasi contratto non consentirà il marito ed il più propinquo di essa donna. Ed intendisi, in questo caso, i più propinqui sono le persone che di sotto successivamente saranno dichiarate, imperò che 1. Prima alla ditta donna intravenire debbi il consentimento del padre, se padre ha. 2. Et se padre non avesse, chiamato sia l'avo paterno, e a seguire in caso di mancanza di uno di costoro, l'avo materno. 3. Il figliuolo di essa donna, maggiore di anni 18, nato di altro precedente matrimonio, in modo che se il marito gli consentisse non sia tale consentimento admesso il figlio, comune. Il fratello carnale di padre et madre, ovvero di padre solo, lo zio, da lato di padre. Il fratello di solo lato materno, il figliuolo del fratello, il cugino paterno e alla fine uno della linea dei parenti agnati, infra al 4° grado. Tutti maggiori di anni 18 e di buona fama et non notati di alcuna macchia di infamia et di sana mente ed abili ad contraere. 4. Altrimenti si passi al parente successivo, così come se qualcuno fosse impedito a presenziare o non volesse prestarsi all'atto. Per ultima eventualità, si ricerca il consenso del giudice. Del consentimento che avere debba la donna vedova nei suoi contratti. Capitolo 40. Ditto abbiamo dei contatti della donna coniugata. Restaci adesso dire dei contratti della donna vedova e del consentimento che hanno d'avere. Statuimmo adunque che nessuna donna vedova, over non ha mai martata, maggiore di anni 18 possi vendere, donare, eccetera. Se nel ditto contratto, quasi contratto, o in essa obbligazione, ad essa donna non consentirà il più prossimo congiunto. Sì. Grazie anche a Carlotta per questa lettura. Io introduco con molto piacere la seconda relatrice,
che è la professoressa Elisabeth Creuset-Pavin, che è professoressa emerita di storia del Medioevo alla Sorbona a Parigi e come sapete è specialista di storia di Venezia, ha scritto molto sulla storia di Venezia e nel 21 ha pubblicato un libro anche su una molto lunga storia di Venezia che ha vinto un premio di storia d'Europa nel 2022. Il titolo del suo intervento è Oltre la legge, potere maschile e corpo delle donne nell'Italia tardo medievale e quindi con molta gioia le lascio la parola. Grazie infinite per questa presentazione, grazie alle organizzatrici. Al centro di questa relazione ci sono 3 donne. La prima è Agnese Visconti, figlia del signore di Milano, aveva sposato nel 1381 l'erede di Mantova, Francesco Gonzaga. La seconda, nota come Beatrice di Tenda, era la moglie di Filippo Maria Visconti, duca di Milano. La terza, Parisina Malatesta, fu moglie dal 1418 dal signore di Ferrara Niccolò III d'Este. In altre parole, ognuna di queste donne era sposata con uno dei signori più ricchi e potenti d'Italia. Ma questa non è l'unica cosa che avevano in comune. Tutti 3 sono state giustiziate per ordine dei loro mariti in poco più di 30 anni tra la fine del 300 e l'inizio del 400. Il crimine che le ha portato alla morte era stato lo stesso per ognuna di loro, aver commesso adulterio con un uomo che era stato giustiziato nello stesso momento di quella che era stata o sarebbe stata il suo amante. Il condizionale è davvero appropriato solo per Beatrice, di quale l'adulterio non è per niente provato. Un punto, tuttavia, non è in dubbio. Nessuna di queste 3 donne avrebbe mai incontrato un simile destino se il marito non avesse deciso che lei dovesse morire e morire per decapitazione. L'adulterio non era ovviamente punibile con la morte. È quindi difficile vedere questi casi come una tragica coincidenza. Come spiegare il fatto che 3 degli uomini più potenti d'Italia abbiano scelto in meno di 4 decenni di fare giustiziare le loro mogli e di rendere pubblico il fatto che erano cornuti. Inoltre, come non vedere in queste 3 storie un legame di luogo e di tempo? L'azione si svolge in 3 corti dell'Italia settentrionale, Mantova, Milano e Ferrara, in un periodo che è facile caratterizzare. Era un'epoca in cui coesistevano ancora 2 tipi di regimi politici, quello del comune e quello della signoria cittadina. Il primo stava però sempre più cedendo il passo al secondo e all'interno delle signorie si stava verificando una serie di cambiamenti. Le vecchie istituzioni comunali vennero svuotate di tutte le prerogative, mentre i poteri si concentrarono nelle mani del principe. Sono questi elementi che giustificano la scelta di mettere in parallelo queste 3 storie e l'indagine condotta nelle fonti per cercare di capire cosa poteva essere successo in 3 occasioni in modo così drammatico. È dunque la morte di queste donne che ci interessa per prima. Come abbiamo detto, le nostre 3 donne vengono decapitate
dopo un percorso di quale dirò adesso qualche parola, perché le sue trasformazioni sono altamente significative. La prima viene giustiziata al termine di un processo condotto da un tribunale eccezionale istituito dal marito e dotato da tutti i poteri. La parodia della giustizia con regole truccate, poiché i dettagli della morte della moglie sono fissati prima ancora che i giudici si riuniscano, si svolge nel Palazzo Signorile di Mantova e la procedura si conclude in pochi giorni. La seconda, Beatrice, morì in esecuzione di una sentenza di morte emessa di un giudice su ordine diretto del marito, che questa volta non si preoccupò nemmeno di rispettare le forme legali di un processo. Per quanto riguarda la terza, solo l'arbitrio del marito, senza bisogno di un processo o di un giudice, la conduce alla morte. I nostri signori si fanno dunque beffe di tutte le regole, quelle della Chiesa, che poteva autorizzare la separazione dal letto e dal vito, e quello del diritto civile, che nell'Italia del tempo ignorava ampiamente l'adulterio femminile e che in tutti i casi non lo puniva con la morte. Prima di questi tre casi non abbiamo alcun esempio di signore che abbia avviato un procedimento legale per liberarsi di una moglie adultera. Tuttavia i nostri tre mariti non erano i primi a trovarsi in una situazione del genere. I mariti cornuti avevano a disposizione diverse soluzioni. Se non si poteva invocare l'adulterio per chiedere l'annullamento del matrimonio, altri motivi, in particolare la consanguineità, permettevano di ottenerlo. Era anche possibile invocare un difetto di consenso di una delle parti al momento della stipula dell'unione. In altre parole, nel Medioevo era possibile, nella più alta aristocrazia, porre fine a un matrimonio, tanto più che esistevano anche modi più veloci. Come non pensare a Francesca da Rimini, uccisa alla fine del 200 dal marito insieme all'amante, che tra l'altro era il suo cognato. A lei è dedicata grande parte del canto 5 dell'Inferno della Divina Commedia. Tuttavia, i nostri signori non prendono nessuna di questa strada, ne sperimentano un'altra, che è quella di un atto di potere governato, anche nel primo caso dove c'è un processo, dal loro solo arbitrio e che ha la particolarità di essere dotato di una certa pubblicità. I comportamenti trasgressivi femminili che punisce, lunghi dell'essere nascosti, sono posti a causa della punizione eccezionale in piena visibilità. Ciò suggerisce che queste tre esecuzioni sono il segno di un nuovo linguaggio di potere che si esprime sulla moglie. Ma la tensione drammatica non è solo sul versante maschile e almeno 2 delle nostre donne non rispettano il dovere di fedeltà. Sappiamo molto poco delle relazioni amorose di queste donne. Resta il fatto che per i contemporanei ognuna di queste vicende non poteva che apparire come una trasgressione assoluta. L'amante di Agnese è un ciambellano del marito, anche esso sposato.
la figlia del potente signore di Milano, Bernabo Visconti, e della sua moglie, l'imperiosa e snob regina della Scala, le cui figlie erano tutte state sposate con la crema delle teste coronate dell'Europa, è innamorata di uno dei servitori del marito. Per quanto riguarda Parisina, sebbene la sua relazione non sia inficiata della stessa differenza sociale, la trasgressione è ancora più terribile. Ama il figlio del marito. Tra loro non c'è legame di sangue, ma una parentela creata dal matrimonio di lei con il marchese d'Este, Ugo, e il figlio illegittimo del marito. Per quanto riguarda Beatrice, anche si confessa l'adulterio sotto tortura, il suo unico crimine sembra essere stato quello di cercare la compagnia di un giovane attraente. Va detto che era stata trascurata dal giovane marito che non amava le donne, ma chi si era sposata con questa donna che aveva 22 anni di più di lui e che era già stata 2 volte sposata, perché era la vedova di uno dei più grandi condottieri del tempo, Fascino Cane, che aveva lasciato alla vedova possedimenti, tesoro e truppe di migliaia di uomini. Insomma, questo nuovo linguaggio di potere enunciato dai mariti sulle mogli doveva essere inteso come una risposta a un altro linguaggio, questa volta di autoaffermazione, che le nostre 3 donne formulano, almeno implicitamente. E 2 fermi immagini mi permettono ora di mostrarlo, e passiamo un po' alla genesi di queste donne. Ed ecco il primo di essi. Queste donne, come tutte le altre, venivano sposate senza il libero consenso. Questo è vero. Tuttavia basta cambiare l'angolo di osservazione per sfuggire alla pesantezza delle fonti che ci invitano a esaminare le alleanze matrimoniali unicamente dal punto di vista delle famiglie e degli uomini che le governano. Queste donne, la cui dote era considerevole, erano ricche, avevano redditi a partire di quelli delle loro signorie, soprattutto Beatrice, ma lunghi dal godere solo di questa libertà di spendere per loro, queste mogli di signori avevano un vero e proprio potere finanziario contro le suggezioni della storiografia fino alla più recente. Una delle scoperte di questa ricerca è stata la grande autonomia finanziaria di queste principesse. Queste donne, dopo il matrimonio, prendevano possesso del palazzo del marito, un regno che non era piccolo, truppe di servitori, ufficiali, artigiani specializzati. Bisognava occuparsi di tutto e dunque gestire un budget considerevole. Allo stesso tempo, perché avevano il controllo degli acquisti e sceglievano gli oggetti, imponevano mode e gusti e costruivano un ambiente di vita. La gestione di una casa signorile in un momento di trasformazione degli consumi implicava una nuova autorità e notevoli margini di libertà per la persona incaricata di questa funzione. Sotto gli occhi i mandati 400 fogli, che sono solo gli acquisti fatti da Parisina per la corte di Ferrara. E c'è dell'altro. Queste donne non si accontentavano di acquistare oggetti di uso quotidiano o più lussuosi. Non dobbiamo certo trasformare queste donne in figure di riferimento della nuova cultura dell'umanesimo, ma
fanno numerose commissioni nel campo delle arti decorative, gioielli, argenteria, carte da gioco, strumenti di musica, piccoli dipinti. Le corti dei Visconti, dei Gonzaga e delle Este non hanno ancora il splendore delle corti principesche successive, tuttavia esse segnano un momento importante nella storia del potere e della cultura principesca, e le moli ebbero in questo processo di nuovo consumo culturale un ruolo almeno pari a quello dei mariti. Inoltre, questi ruoli femminili non si limitano alla sfera della casa signorile e della corte, e siamo di fronte al nostro secondo fermo immagine. Queste donne, contrariamente ad ogni aspettativa, sono presenti nel cuore del potere. Emerge una varietà di situazioni che riflette la diversità dell'Italia signorile. Beatrice aveva acquisito una solida esperienza di potere con il secondo marito Fascino Cane e continua a esercitare, almeno nei primi tempi del matrimonio col duca di Milano, questo potere su tutta una serie di terre e di città che le erano state concesse in compenso della dote. Ed è proprio il desiderio di Beatrice di partecipare, al di là del suo dominio, al governo dello Stato visconteo che spiega la rottura dei rapporti col marito. Per quanto riguarda Parisina, pur non avendo ricevuto alcuna delega ufficiale, il suo campo d'azione era in continua espansione. La vediamo quindi utilizzare i funzionari della cancelleria o di altri servizi statali come se fossero suoi, avere di fatto una parte dei poteri che erano del signore. Esisteva quindi una quota di potere femminile che la storiografia ha ignorato in un regime signorile, costretto a diventare dinastico per sopravvivere e tramandarsi, e su quale si esercitava l'influenza del paradigma monarchico. La moglie sostituiva il marito quando questo ultimo era assente, e lo era molto spesso. Due serie di fattori di natura diversa favoriscono questa crescente capacità delle donne di partecipare all'esercizio del potere. In primo luogo, le loro funzioni all'interno del palazzo, vaste e poco definite, le portano ad ampliare gradualmente la loro sfera d'azione, soprattutto sull'esempio del modello monarchico che riconosce un status speciale alla moglie del sovrano. Inizia a prendere forma lo status della moglie del signore, e come se la sacralità che tende a circondare il signore avvolgesse gradualmente anche la moglie. E questo ci porta alla fine della nostra riflessione. Ricordiamo cosa era la nostra domanda iniziale: perché questi tre signori avevano scelto di esporre la colpa delle loro mogli e quindi la loro disgrazia con questa condanna a morte per decapitazioni. Nel comminare questa punizione, i nostri signori hanno messo in atto quello che definisco come un atto di sovranità. L'adulterio della moglie, provato o sospetto, non offendeva solo il marito, offendeva l'autorità del principe e diventava una questione politica che minava la stabilità dello Stato. Attraverso l'esercizio brutale dell'autorità e andando oltre la legge, il signore viene restituito alla sua sovranità.
E quindi la crescente importanza delle donne nel sistema politico signorile a spiegare la loro tragica morte. Questo è il significato più profondo di queste esecuzioni, questi principi bisognosi di maestà monarchica, dicendo che la loro maestà era stata danneggiata e ripristinandola attraverso la morte delle loro mogli, stanno di fatto avanzando nella loro marcia verso il potere sovrano. Grazie. Filippo Maria Visconti s'era fidanzato con Lucia, ma una volta che gli ebbero ucciso il fratello, trovandosi nel bisogno che aveva di tutti, a essere insicuro addirittura della propria vita, sull'insistenza degli amici prese in moglie Beatrice, la vedova di Facino. Lo persuase a ciò soprattutto Bartolomeo della Capra, arcivescovo di Milano, che nei mezzi della vedova intravedeva la possibilità per Filippo Maria di ottenere non solo le milizie, ma anche le città occupate da Facino. Con Beatrice, donna d'indole proterva e avida, si comportò per qualche tempo con tanta pazienza da ricevere nella propria camera, mangiare i cibi preparati da lei e accettare volentieri che assistesse ai suoi pasti, quasi come un precettore. Ma alla fine, dopo averle estorto la verità ricorrendo alla tortura, la fece condannare a morte per provato adulterio. Grazie anche a Carlotta. E allora io andiamo avanti e ho il piacere, sì, in questo caso speciale perché ho una formazione pisana, quindi conosco Daniela Lombardi da molti anni. Daniela Lombardi ha insegnato storia moderna e storia delle relazioni di genere all'Università di Pisa, si è occupata molto di storia della povertà, di storia dell'assistenza, di storia della famiglia e di storia del matrimonio. Tra le sue molte pubblicazioni ricordo la storia del matrimonio dal Medioevo a oggi, che è una sintesi edita dal Mulino nel 2008. Oggi parlerà di un tema che è stato, lo ricordo, anche al centro di un numero monografico della rivista Genesis, che è la rivista della Società Italiana delle Storiche. E il titolo del suo intervento è Le gravidanze illegittime e la ricerca della paternità. Quindi le lascio la parola. In età moderna. Ecco, qui non c'era nel mio abstract. Però. Va bene. Va bene. Io partirò dalla questione dell'obbligo degli alimenti, direttamente legata alla responsabilità dei padri, e mi occuperò però esclusivamente dei figli illegittimi, cioè l'obbligo degli alimenti nei confronti dei figli illegittimi. Parto da questo punto per soffermarmi soprattutto su un altro questione. Se i padri non rifiutavano di assumersi la propria responsabilità, come si faceva a identificarli? Siamo nell'età moderna, ecco, cioè fine del Medioevo e fino a tutto l'Ottocento. Poi farò un brevissimo accenno sul divieto di ricerca di paternità che invece viene introdotto tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento. Ecco, questo obbligo degli alimenti ai figli illegittimi non è tanto noto, no? Si può pensare che fosse che sia una conquista della nostra modernità. E invece ha un'origine antica, ha origine nel diritto canonico del XII secolo. Per alimenti si intendeva, come oggi, in senso molto ampio, sia sul piano materiale che sul piano immateriale, cioè l'educazione, le spese sanitarie, eccetera, eccetera. Però bisogna stare attenti perché gli alimenti non significava, questo obbligo non significava che i figli illegittimi fossero equiparati ai legittimi, cioè che ci fosse uguaglianza tra legittimi e illegittimi, perché riguardava solo gli alimenti. Gli illegittimi non prendevano il cognome del padre, che abbiamo visto da Simona quanto fosse importante, e quindi non accedevano all'eredità.
per cui le differenze permangono. L'obbligo spettava al padre e, in mancanza del padre, agli ascendenti maschi, solo in subordine alla madre, la quale però era tenuta nei primi 3 anni ad allattare il figlio, questo sempre, qualsiasi tipo. Se invece non era in grado di allattare, allora la responsabilità spettava al padre, che doveva pagare una balia per l'allattamento. Ecco, e allora in che modo si riusciva a individuare il padre? Perché la maternità, si sa, è sempre certa, no? È il corpo femminile che lo dimostra, la gravidanza, il parto, mentre il padre, prima del DNA, dell'uso del test del DNA, che è cominciato a essere utilizzato nei tribunali proprio per l'accertamento della paternità dagli anni '80 del Novecento. Prima di questo certezze non ce n'erano. Ora si dice che il DNA non è proprio una certezza, però insomma ci si avvicina molto. Era il diritto allora che stabiliva la paternità sulla base di indizi e presunzioni, quindi non di prove, ma di indizi, di segnali, di segni. Quali sono questi indizi però che erano considerati importanti? Era che il padre avesse trattato il figlio, no, che avesse trattato questo ragazzo, questo bambino, questo ragazzo come un figlio, che lo avesse chiamato figlio e non in privato ma in pubblico, cioè che ci fossero testimoni che potessero attestarlo. Anche la somiglianza fisica poteva essere un elemento che veniva preso in considerazione, ma era tutta una serie comunque di indizi che dovevano essere cumulati insieme, non ne bastava uno solo. E bastavano gli indizi proprio perché non si trattava di equiparare gli illegittimi ai legittimi, cioè perché non c'era di mezzo la questione dell'accesso all'eredità. Però c'erano anche altre vie indirette, più semplici, perché questa era una procedura giuridica civile che in genere si avviava nei tribunali ecclesiastici fino alla Sacra Rota, perché era il diritto canonico ad avere competenza sul matrimonio e quindi anche sulla filiazione. Ecco, questa era una procedura complessa. C'erano altre vie più semplici, delle vie indirette, cioè che non avevano come obiettivo la ricerca della paternità, però che in qualche modo poi la consentivano. E consentivano anche talvolta di ricorrere in tribunale. Io mi occupo, a differenza di Elisabeth Creuset-Pavin, io mi occupo di ceti popolari. Erano soprattutto i ceti popolari interessati a queste questioni. I ceti ricchi dell'elite li risolvevano diversamente, li risolvevano o attraverso accordi notarili, oppure li risolvevano anche con l'intervento dei sovrani, dei segretari dei sovrani, in altri modi che non avevano molta pubblicità, ecco, che rimanevano un po' più nel segreto. Allora, le donne, le nubili, che gravide, vedremo poi dico perché gravide, potevano utilizzare le leggi sullo stupro non violento, perché stupro, che oggi significa violenza carnale, è dall'800, insomma dalla metà dell'800 che si intende in questo modo, però invece originariamente stuprum significava significava un rapporto sessuale con una donna onesta o una vedova casta. Ora spiego perché.
la violenza era considerata solo un aggravante che poteva portare alla pena di morte, ma era un aggravante, non faceva parte direttamente della definizione di stuprum. Perché onesta? La nubile doveva essere onesta? Perché la legge, ecco, questa è una legge che tutelava la donna se era onesta, una tutela giuridica, quindi un privilegio era, ma solo se era onesta, perché solo la donna onesta si presupponeva che potesse essere sedotta e non essere lei meretrice che aveva un rapporto sessuale con un uomo a pagamento, perché la donna onesta poteva cedere alle lusinghe maschili solo in vista del matrimonio, in questo senso onesta, per cui spesso loro dicevano quasi sempre che che il rapporto sessuale loro avevano ceduto perché l'uomo aveva promesso di sposarle, la promessa di matrimonio appunto. Quindi l'unico responsabile era l'uomo, il seduttore. La donna non era responsabile di questa, che comunque era una relazione sessuale illecita, era una trasgressione. Invece la pena poi era per l'uomo. L'uomo doveva, come era punito, con l'obbligo di sposare o dotare la donna sedotta. Il fine era appunto di garantire il matrimonio alla donna, o con il seduttore o con un altro uomo grazie alla dote. Anche qui era perché una donna onesta doveva poi avere come la condizione della donna onesta era quella appunto del matrimonio o della monacazione, come è stato già detto. Comunque in tutto questo ovviamente il processo consentiva di arrivare all'uomo, al seduttore, che siccome a rivolgersi al tribunale erano tutte donne gravide, incinte, perché era la gravidanza che portava allo scoperto la trasgressione, e qui lo vedremo dal documento che è molto chiaro in proposito, e anche il confessore stesso di una ragazza sedotta e ingravidata, e che non si sapeva ancora se era incinta o no, il confessore stesso, come leggeranno una studentessa, come leggerà una studentessa, consiglia alla ragazza di non dire niente se non è incinta, perché così la cosa resta segreta, si risolve nel confessionale e non si dà scandalo, non si rovina la reputazione della ragazza, ma soprattutto non si rovina la reputazione dell'uomo, che per di più era sposato e con figli. Un altro tipo di leggi, queste sono le leggi sullo stupro, un altro tipo di leggi sono quelle emanate tra 500 e 700, sicuramente in Francia, Inghilterra e negli stati italiani, finora pare, e soprattutto in Toscana. Queste leggi imponevano un controllo sui corpi delle gravide nubili. Che cosa vuol dire? Un controllo sui corpi delle gravide nubili. Vuol dire che loro dovevano denunciare di essere gravide e dare anche un mallevadore, un garante, che avrebbero portato a termine la gravidanza. Lo scopo era quello che non ricorressero all'aborto o all'infanticidio. Quindi era una legge proprio diretta a questo, a limitare questi reati di aborto e infanticidio, ad assicurare il battesimo. Anche questo è anche una motivazione religiosa molto forte.
assicurare il battesimo al neonato o alla neonata. Prima appunto che non morissero, perché così potessero essere battezzati. Anche queste leggi, che appunto sono leggi di controllo, di repressione, potevano essere utilizzate in realtà per individuare i padri. E questo era sicuramente interesse delle donne, perché individuare i padri significava appunto attribuire loro le spese del parto, del puerperio e eventualmente le spese degli alimenti. Però era un interesse non esclusivo delle donne. Ecco, qui perché appunto è il vedere l'agency in senso collettivo che è importante, cioè a volte erano molto aiutate le donne sia dall'entourage familiare, sia come in questo caso anche dai giurisdicenti locali, dai commissari di polizia, perché c'era l'interesse l'interesse era quello che il peso, il costo del bambino illegittimo non pesasse sui bilanci delle comunità, cioè delle comunità, dello Stato, della città, eccetera. Questa è una preoccupazione che si trova non solo appunto nei casi, io ho studiato soprattutto i casi toscani, ma ovunque, anzi ancora di più nei paesi protestanti. Quindi qui, ecco, l'iniziativa femminile, cioè questo fatto di addossare la responsabilità al partner, trasforma una legge repressiva in una risorsa, diciamo, per le donne, ma anche per queste altre istituzioni. Un'altra risorsa fondamentale per le donne gravide erano gli ospedali per abbandonati. Gli ospedali per abbandonati, che sono diffusi soprattutto nei territori cattolici, non solo negli stati italiani, ecco, però non si sa tanto che ebbero un ruolo, anche loro ebbero un ruolo nella ricerca dei padri, sempre per motivi economici, perché i padri, ecco, l'abbandono non esonerava dall'obbligo degli alimenti, questo è interessante, cioè non è che abbandonato il figlio, i responsabili se ne potessero lavare le mani, no, la responsabilità paterna sussisteva anche se il figlio era stato affidato a un brefotrofio e quindi avrebbero dovuto contribuire alle spese di mantenimento del figlio che venivano pagate dall'ospedale degli abbandonati. Ecco, quindi l'ospedale era interessato a ricercare i padri per poter avere questo rimborso delle spese. Naturalmente questo rimborso era difficilissimo da ottenere, perché qui appunto tratto dei ceti popolari bastava un certificato di povertà del padre per esonerarlo da questo obbligo. Però insomma sono elementi che, anche se non giungono al loro fine, danno il senso della responsabilità dei padri, quindi li responsabilizzano in qualche modo. Ecco, cosa si può dedurre da tutto questo? Ora non so se sintetizzando riesco a chiarire un punto che però mi sta abbastanza a cuore, che queste nascite illegittime in realtà non erano così disapprovate dai ceti popolari, dalla gente.
vabbè, lasciamo perdere appunto le famiglie nobili che se li tenevano in casa anche, oppure li affidavano ad altre famiglie, a balie, eccetera. Non erano affatto cacciati via, facevano parte della famiglia. Nel caso dei ceti popolari si vede benissimo che c'è una solidarietà. Io ho incontrato tantissimi casi di solidarietà nei confronti di questi bambini illegittimi che venivano portati all'ospedale degli abbandonati, che non era sempre nella città dove vivevano, ma dovevano fare dei viaggi e durante i viaggi trovavano le donne così per la strada, la gente viveva per la strada, che allattavano se avevano un bambino piccolo che allattavano anche il neonato che veniva trasportato all'ospedale degli abbandonati. Quindi questo è un esempio, faccio questo esempio, ma ci sono tanti esempi di solidarietà intorno a questo fenomeno, per cui tutte le leggi, le misure, le predicazioni, perché invece era considerato obbligatorio, cioè era considerata una trasgressione grave, un peccato grave, e soprattutto poi c'era il clero locale che premeva tantissimo per separare la madre dal figlio illegittimo. E anche questo era una volontà che era, sembra effettivamente molto limitata all'elite del tempo, soprattutto religiose, ma anche secolari. Non sembra affatto condivisa dalle persone, dalle donne o anche dai padri delle donne che avrebbero voluto tenere il nipote con sé. Va bene, dico solo che fu poi questo divieto della paternità. Ecco, fin qui, cioè tutela giuridica della donna. Poi il divieto della paternità è la modificazione delle leggi sullo stupro, per cui diventa lo stupro non violento, diventa, questo nel corso dell'Ottocento, diventa un rapporto consensuale, che quindi non va punito solo quello con la violenza. Questo sembra portare a un vantaggio, no? Un vantaggio perché effettivamente era un rapporto consensuale, ma non ci si arriva attraverso, quindi la responsabilità era uguale di entrambi, perché la responsabilità maschile era eccessiva, era effettivamente molto forte, no? Questo sempre in tutte queste leggi che tutelavano le donne. Però si arriva a questo attraverso una campagna di stigmatizzazione della donna, della nubile gravida, che da sedotta diventa seduttrice, che manovra e cerca di sposare o comunque di ottenere la dote da uomini di ceto sociale più elevato, quindi vantaggio economico, insomma tutta una campagna per cui la figura di ragazza madre, che è recente, io non sono riuscita a capire quando è che si comincia a usare, ma sicuramente all'inizio del Novecento, non prima, se non a metà del Novecento, ecco, che rappresenta appunto una figura trasgressiva, brutta. Questo ci si arriva in contemporanea con l'affermazione invece di tanti altri diritti ottenuti attraverso la Rivoluzione francese e alcuni poi confermati anche dal Codice Napoleone. Processi per stupro non violento.
Interrogatorio di una giovane sedotta e incinta, Firenze 1725. Il confessore mi disse che vedessi di non peccar più con detto Gianelli, il presunto seduttore, e che se non mi sentivo d'esser gravida, io non facessi palese ad alcuno questa cosa, per non perdere io la reputazione e mandare in rovina detto Gianelli. Solo quando cominciò a crescere il corpo, la giovane rivelò il nome del seduttore, un mezzadro di Dicomano con moglie e 3 figli piccoli, presso cui stava come garzona. Segue il confronto tra il presunto seduttore e la sedotta. Lui nega, lei attacca. Ci avete che far purtroppo, che voi siete quello, che mi avete sverginato e ingravidato, e mi sverginasti una sera sul principio di dicembre, che vostra moglie era a letto e io mi ero addormentata al fuoco. E venisti da me e mi distendesti in terra, e mi volesti sverginare a tutti i patti, che non volevo, e dopo poi avete avuto che far me cose altre volte. E l'ultima volta fu alla fonte, che mi faceste andar lì a conto delle ghiande, e insomma restai gravida, e ho partorito ed è vostra, e non d'altri la creatura. Gianelli risponde: a sudicia io sono stato, non ho avuto bisogno dei fatti tua, o la mia moglie, guarda bene, e di quel che faceva il prete, che era sempre dietro te quando mi mandavo a far l'erba, e la foglia per le bestie, perché io non ti tocco. I testimoni concordano sulla buona fama della ragazza, badava al fatto suo, fanciulla onorata, onesta, di buoni portamenti, non ha mai frascheggiato con alcuno. La fama aveva valore giuridico, perciò, nonostante Gianelli non confessi la deflorazione, viene condannato a pagare la dote alla giovane. La pena per il seduttore consisteva infatti nell'obbligo di sposare o dotare la sedotta.